Il Palazzo del Quirinale sorge in un luogo che, per la posizione elevata e la particolare salubrità, ospitò fin dall'antichità nuclei residenziali, edifici pubblici e di culto. Nel Medioevo il colle venne a popolarsi di chiese, di palazzetti gentilizi e di torri, mentre gli edifici antichi andavano in rovina e i loro marmi cominciavano ad essere utilizzati per costruire nuove fabbriche. Nel 400 e all'inizio del 500, intorno alla piazza e al luogo dell'antica via Semita, oggi via del Quirinale, si disposero palazzi e ville di nobili e prelati, tra i quali il cardinale Oliviero Carafa, proprietario di una villa sul luogo dove oggi sorge il Palazzo del Quirinale. Nel 1550 la villa Carafa venne presa in affitto dal cardinale Ippolito d'Este, proprietario anche della villa d'Este a Tivoli, che trasformò la vigna in un elaboratissimo giardino, arricchito da fontane, giochi d'acqua e sculture antiche. La bellezza della vigna del cardinale d'Este indussero il Papa Gregorio VIII, 1572-1585, a fare ampliare a sue spese la piccola villa, affidando l'incarico del nuovo fabbricato all'architetto Ottaviano Mascarino. Questi realizzò tra il 1583 e il 1585 un'elegante villa, con facciata a portico e loggia, collegata internamente da una splendida scala elicoidale. Al progetto di Mascarino si deve il cosiddetto Torrino, il belvedere che corona la palazzina. Morto Gregorio VIII, il successore Sisto V, 1585-1590, acquistò nel 1587 dai Carafa la villa di Montecavallo per farne la sede estiva del pontificato. La piccola villa costruita dal Mascarino non era però sufficiente ad accogliere la corte pontificia e a soddisfare le esigenze di rappresentanza. Per questo Sisto V affidò all'architetto Domenico Fontana l'incarico di ampliare l'edificio costruendo una lunga ala verso la piazza e un secondo palazzo su via del Quirinale, così da formare un ampio cortile interno. Sisto V si preoccupò inoltre di far sistemare la piazza, provvedendo anche al restauro del gruppo scultoreo di Dioscuri, che fu completato con l'aggiunta di una fontana. Sisto V morì al Quirinale e il progetto di ristrutturazione del palazzo fu portato a termine dai suoi successori. Particolarmente significativo fu l'intervento di Clemente VIII, 1592-1605, che concentrò le sue attenzioni sul giardino. L'architettura del palazzo, nell'aspetto che ancora oggi mantiene, fu portata a compimento nel corso del pontificato di Paolo V Borghese, 1605-1621. L'architetto Flaminio Ponzio si occupò della costruzione dell'ala verso il giardino, comprendente tra l'altro lo scalone d'onore, la grande sala del concistorio, oggi salone delle feste, e la cappella della Nunziatina, affrescata da Giulio Reni con alcuni collaboratori. Alla morte di Ponzio, 1613, entrò Carlo Maderno, responsabile dell'intera ala sulla via del Quirinale, che nel frattempo aveva assunto il nome di Via Pia. In questa parte del palazzo Maderno ricavò alcuni ambienti importanti, quali la Sala Regia, oggi Salone dei Corazzieri, la Cappella Paolina, gli appartamenti papali. Paolo V volle per queste sale una degna decorazione, assoldò quindi una squadra di pittori e stuccatori che in alcuni casi raggiunsero risultati di alto livello artistico, come per gli affreschi della Sala Regia o gli stucchi della volta della Cappella Paolina. Completata sotto Paolo V l'architettura del palazzo, nel corso del Seicento si procedette alla definizione dei confini e alla fortificazione dell'intero complesso del Quirinale, che venne esteso fino e quasi all'incrocio delle quattro fontane. Urbano VIII Barberini, 1623-1644, fece recintare con un muro l'intero perimetro dei giardini. Curò che fosse ampliato il fabbricato destinato all'alloggio delle guardie svizzere, il primo nucleo dell'attuale Manica Lunga, l'edificio che corre via lungo il Quirinale, e infine pensò anche alla difesa del palazzo facendo costruire un basso torrione di facciata. Oltre a queste opere, a carattere puramente difensivo, Urbano VIII volle occuparsi anche dei giardini, che furono ampliati e dotati di nuove fontane, mentre a Gian Lorenzo Bernini fu affidato il disegno della Loggia delle Benedizioni, 1638, collocata sopra il portale principale della facciata del palazzo. Gli ultimi importanti interventi sull'architettura del complesso del Quirinale e sulle sue adiacenze furono portati a termine entro la prima metà del Settecento. All'inizio dell'Ottocento la storia del Quirinale subisce una svolta, che avrà un peso importante sulle vicende artistiche del palazzo. Nel 1809 le truppe dell'esercito napoleonico occuparono Roma. Catturato Papa Pio VII, 1800-1823, lo deportarono in Francia. Il Quirinale venne scelto dal governo napoleonico come residenza dell'imperatore. In previsione di un soggiorno a Roma di Napoleone, che in realtà non verrà mai, il palazzo venne adattato
adattato alle nuove esigenze e alla moda del gusto neoclassico. Per realizzare rapidamente le modifiche necessarie, l'architetto Raffaele Stern, responsabile dei lavori, coordinò con una vasta equipe di artisti. Nel maggio 1818 Pio VII rientra a Roma e torna in possesso del Quirinale, adoperandosi subito per cancellare il più possibile le tracce dell'occupazione napoleonica, pur servendosi anch'egli dell'architetto Stern. Fra gli interventi più importanti sono da ricordare gli austeri affreschi della Cappella Paolina e la definitiva sistemazione della Fontana dei Dioscuri. L'ultimo papa a soggiornare al Quirinale fu Pio IX, 1846-1878. Nel 1870, dopo la breccia di Porta Pia e l'annessione di Roma al Regno d'Italia, il Quirinale divenne residenza della famiglia reale. Per trasformare in una reggia l'antico palazzo papale, alcune sale, in particolare all'ala verso il giardino, vennero completamente ristrutturate, adottando nella maggior parte dei casi uno sfarzoso stile Luigi XV. Dopo il 1946 la struttura architettonica del complesso del Quirinale e gli arredi interni del palazzo sono rimasti sostanzialmente inalterati. Sotto l'amministrazione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica sono prevalsi infatti i criteri conservativi e di valorizzazione. Negli ultimi anni, ad esempio, l'istituzione di un laboratorio per il restauro degli arazzi e il recupero dell'originario color travertino delle antiche superfici in stucco del cortile d'onore e della facciata principale del palazzo, tesi alla tutela del notevole patrimonio artistico e culturale che si è concentrato nel palazzo in 400 anni di storia. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento mi piace e riguardate gli altri video della stessa serie che trovate nella playlist ArchitectTube. Dandono bene tutto, passo e chiudo.